Il campo di volontariato internazionale sono praticamente una serie di ragazzi che vengono un po' da tutto il mondo, che partecipano a delle attività che organizzate da Legambiente sul territorio. In questo caso qui con il comune di Refrontolo abbiamo dato avvio per la 9ª volta, perché alla fin fine questo campo si ripete ormai dal 2007 e si fanno diverse attività sul territorio che hanno a che fare sia con interventi di tipo ambientale sia con interventi di manutenzione del territorio vari, o come in passato abbiamo collaborato con la Sagra locale. Do you like Refrontolo? Yeah, exactly. Yeah, very much. Yeah, of course I like it. È un'esperienza importante che si ripete da tanti anni. Anche quest'anno abbiamo accolto con grande piacere la proposta di Legambiente di accogliere questi ragazzi che provengono da tutto il mondo, perché il tema dell'ambiente è un tema fondamentale. Questi ragazzi conoscono il territorio, lavorano, ma soprattutto poi vedono anche una parte dell'Italia, una parte del Veneto, e la conoscenza è data da conoscenza diretta, ma anche conoscenza delle abitudini, conoscenza della cucina locale, e questo è molto importante. Direi che è un'esperienza positiva sicuramente per i ragazzi, un'esperienza positiva di chi accoglie ragazzi che provengono da tante parti e che insieme fanno un percorso di educazione ambientale. Do you like Italy? Yeah, it's great. There are Yes. pizzas and pastas and gelati. Yeah, it's great here.